Avevano già praticato un foro nell'infisso i due delinquenti messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri nella zona di Loria, allertati dal proprietario di casa, un cinquantenne che aveva sentito dei rumori sospetti. Sono le 6:30 di sera quando l'uomo chiama il 112. L'intervento è tempestivo, quasi a tempo record, con la coppia criminale che se la dà a gambe levate e riesce a dileguarsi tra i campi, lasciando il lavoro a metà. I militari infatti si trovavano impegnati poco distante in un controllo straordinario coordinato del territorio che oltre a Loria ha interessato anche Castelfranco, Vedelago, Castello di Godego e Resana. 10 le pattuglie impegnate per tutta la serata che hanno inoltre controllato 50 veicoli e oltre 100 persone con 2 patenti ritirate perché scadute. Blitz sono scattati poi in altri angoli della Marca. Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri di Villorba per espiare una condanna, evasione, resistenza pubblico ufficiale e furti nel suo curriculum. Non poteva invece stare a Treviso il 23enne coneglianese destinatario di un foglio di via, per lui ennesima denuncia. Raffica di truffe online invece da Asolo a Monastier, oggetto la vendita di motori e furgoncini usati per cui le vittime del raggiro avevano già accreditato le somme senza mai vedere la merce.